Domani è una giornata, credo, speciale per la nostra città perché inauguriamo il parco di Giuffà e dei Paladini di Francia. Si tratta di un parco molto bello che ha tra l'altro una visuale meravigliosa perché guarda tutto verso il mare. Uno spazio verde che noi diamo alla città di Favara ai ragazzi e ai bambini e anche agli anziani che vogliono andarlo a visitare per trascorrere lì una parte della giornata. Vorrei lanciare dalle vostre telecamere un appello alla città di Favara perché in maniera massiccia partecipi domani a questo evento straordinario. Ecco, purtroppo a Favara è successo ed è successo anche già nel parco di Giufà, i soliti vandali si fanno sentire. Che cosa farete per evitare questo? Ma intanto voglio esprimere il mio disappunto per questo ennesimo atto vandalico consumato non sappiamo da chi e comunque è sempre un atto che va condannato. In pratica hanno tagliato la testa di un grifone che si trovava all'interno del parco in compagnia di Giufà e che adesso non c'è più. Sarà comunque ricostruito, è un danno che è stato arrecato a questa splendida villa, a questo splendido parco. Speriamo adesso che questi fatti non abbiano più a ripetersi. Intanto la cosa che posso dirvi è che questo locale, questo parco, sarà sorvegliato intanto dai nostri dipendenti e installeremo là anche delle telecamere in maniera tale che i facinerosi che ci sono spesso anche all'interno della nostra città non abbiano più a ripetere atti così vandalici che creano non solo disappunto negli amministratori ma creano un danno alla intera collettività.